Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 gennaio, i carabinieri della stazione di Burano hanno denunciato l'autorità giudiziaria 3 cittadini stranieri, un tedesco e 2 kosovari, tra i 24 e 30 anni per furto in abitazione. L'indagine era nata dopo un furto in un appartamento dell'isola verificatosi circa una settimana fa. Ignoti, nell'occasione, utilizzando le chiavi lasciate inserite nella serratura, riuscivano a entrare nell'appartamento e a portare via alcuni capi d'abbigliamento e 2 portafogli contenenti 600 euro in contanti. I militari, a seguito di attività investigative, sono riusciti a individuare e identificare i 3 presunti autori del reato, mentre salivano a bordo di un vaporetto in direzione dell'isola dove era stato perpetrato il furto. Nella circostanza i carabinieri hanno recuperato 3 mazzi di chiavi, probabilmente prese dalle serrature di altrettante abitazioni dell'isola, presumibilmente prese di mira dal gruppo. Ancora cronaca. Non bastavano i messaggi fraudolenti e le telefonate dei sedicenti operatori. Ora la truffa del finto SMS, che da alcuni anni sta svuotando i conti di innumerevoli correntisti in tutta Italia, si arricchisce di una nuova trappola capace di coinvolgere, in questo caso, la Polizia di Stato. A rivelare il nuovo step ci pensa la storia di un pensionato di Favaro che ha visto svanire dal proprio colpo circa 15.000 euro, un importo certo tutt'altro che irrilevante. Secondo il racconto della vittima, che si è ora rivolta all'Adico, ma che ha anche presentato denuncia ai carabinieri, il raggiro ancora molto diffuso si è concretizzato anche dopo la chiamata di un sedicente rappresentante della Polizia di Stato, che ha contattato l'uomo con il classico 113 invitandolo a contattare il numero verde della propria banca, essendovi in atto una truffa. Parliamo di economia. A causa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021 e il 2023, pari al più 14,2%, la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi 2 anni esattamente 4.039 euro in più. Infatti la spesa annuale delle famiglie in termini correnti nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913 euro, più 18,5%. In questo ultimo biennio l'aumento medio mensile è stato pari a 337 euro. I rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari come zucchero, riso, olio d'oliva, latte a lunga conservazione, burro e quant'altro. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, una stangata che ovviamente ha penalizzato soprattutto le famiglie più fragili economicamente, ma anche le piccole attività commerciali. Nel 2024 comunque l'inflazione dovrebbe rallentare e registrare una crescita media inferiore al 2%, quindi, secondo la CGA, il peggio fortunatamente sembra, il condizionale d'obbligo, essere alle nostre spalle. Voltiamo pagina. Marco Polo non è solo il viaggiatore al quale è dedicata l'edizione del Carnevale di Venezia a 700 anni dalla sua scomparsa, ma un vero e proprio assistente virtuale, pronto a diventare il compagno ideale per ogni viaggiatore desideroso di esplorare Venezia in modo più coinvolgente e interattivo. Con l'avvento dell'app Easy Guide, da cui rete di imprese e di aziende veneziane si chiama I Love Tourist, l'intelligenza artificiale diventa un prezioso alleato per svelare i segreti di una città unica al mondo, riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. L'app, fornendo informazioni e consigli in tempo reale su luoghi di interesse, eventi culturali e ristoranti, creando gli itinerari personalizzati in base alle preferenze delle ospiti e condividendo curiosità storiche, aneddoti affascinanti e storie locali. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.